E queste sono le condizioni in cui c'è la clientela che aspetta il proprio turno, rannicchiata, bagnata, fuori dall'ufficio. Perché? Perché non è possibile avere un ufficio postale fruibile. Da oltre un mese il sindacato denuncia la situazione delle poste provvisorie a Bibione trasferite in container con un solo operatore a disposizione perché quelle principali in cui invece gli operatori erano tre sono chiuse per lavori. Lavori che dovevano partire ad ottobre del 2025. Invece, per gravissimi ritardi di poste, tutti sti lavori sono stati posticipati a febbraio del 2026, data di consegna dei lavori la settimana di Ferragosto. Nei container entra addirittura l'acqua. I cittadini sono esasperati. Guardi lei, vede da solo com'è la situazione. Non è possibile andare avanti così, un ufficio postale in un centro turistico. Tutto ciò non è più accettabile. Cioè, qua non vediamo soluzioni. Ogni volta che segnaliamo a questa azienda c'è un rimpallo di responsabilità tra le varie strutture. La filiale scarica sull'immobiliare che scarica su qualcun altro e il danno qui resta a lavoratori e cittadini. Mancano operatori di sportello e non fanno niente, aspettano l'immobilismo più totale, e non va meglio nel resto della provincia di Venezia. Perché noi avevamo già denunciato le criticità dei lavori polis e le criticità delle carenze di personale in Riviera del Brenta e nel resto della provincia. Chiesto l'intervento dei vigili del fuoco, sono state rilevate problematiche strutturali e disposta la chiusura. Ora i cittadini non hanno più un riferimento postale. Noi chiediamo con forza un tavolo con l'azienda, un tavolo di confronto dove si parli realmente dei problemi che la categoria si trova ad affrontare ogni giorno per le mancanze della dirigenza.